buonasera. Vi prego di stare in piedi per stare in piedi per il nostro momento di lode e di orazione. E la prima canzone che sarà dedicata al Signore, la maggior parte di voi la conosci, quindi cantiamo tutti insieme e chiediamo al Signore di essere qui con noi questa sera, ok? Cantiamo. Ognuno di noi sappiamo cantare senza guardare il testo, cantiamo con gioia, cantiamo con forza. Io sono direttore di coro, voglio sentire le voci, voglio sentire la tua voce adesso. Amen? Amen. Ma che tristezza, amen? Amen. Opa! Amen. Adesso aspetto te, mi viene a te.
Se il mar si
Allora, oggi parleremo sul tema rallegratevi. So che adesso col caldo, con l'afa, con la stanchezza non c'è molto da rallegrarsi, però fidatevi, ci sarà da rallegrarsi dopo aver sentito il messaggio. Allora, io oggi voglio farvi qualche piccola domanda. Prima di iniziare, per introdurre il nostro tema. Vediamo. Beatrice, vorrei chiederti una cosa. Cosa provi quando lodi il Signore? Ok. Un'altra domanda, questa va a Larissa proprio perché è davanti ai miei occhi. Che cosa provi quando riconosci che il diavolo non ha potere su di te? Domande toste, soltanto stasera. Protezione, Ok? scienza, Ok. competenza. Ok. Rubens, cosa provi quando inizi a vedere i giganti abbattersi? Amen. Amen. Ok. Ora una domanda a Samuel, proprio perché mi sta guardando. È l'unico che mi sta guardando, tra l'altro. Vorrei soltanto dire questa cosa. Cosa provi quando riconosci che non hai tutte le capacità che ti servono, ma Dio te le dà? Bene, sento bene. Ok. Sono state dette tante cose, giusto? Ci sentiamo comunque bene, no? Sentiamo la potenza di Dio con noi, ci sentiamo al sicuro, è stato detto mi sento felice, mi sento bene. E il nostro cuore si riempie di gioia quando le persone vengono toccate attraverso di noi, no? Quando noi vediamo Dio agire attraverso di noi vediamo che siamo stati uno strumento per portare la parola di Dio alle persone, ci sentiamo wow, cioè Dio, no, non sto dicendo Dio ha usato me per parlare ad un'altra persona e magari io non sapevo nemmeno che stavo parlando a questa persona, no? Ma una cosa minima che io ho detto a questa persona, ho detto cavolo, sta parlando di me, cioè. E ora io vi chiedo se potete andare aprite le vostre Bibbie, in Luca 10, leggiamo. Il primo che ce l'ha alzi la mano sarà colui che leggerà. Vai, letti. Ora i 70 tornarono con allegrezza, dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: Io miravo Satana cadere dal cielo a giusta di folgore. Ok. Ripetimi le seconde. Luca 10, 17, 20. Ora i 70 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: Io vedevo Satana cadere dal cielo come fulgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Tuttavia non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Vado avanti? A posto così. Praticamente Dio ci sta dicendo: sì, hai potere sopra Satana, puoi fare qualsiasi cosa, letteralmente, ma non rallegrarti per questo. Non rallegrarti perché
migliaia di giganti sono stati abbattuti. Possiamo sforzarci di non peccare ogni giorno e andare all'inferno comunque. Vorrei che questa cosa fosse molto chiara. Possiamo sforzarci di fare la cosa giusta ogni giorno e comunque andare all'inferno. Possiamo svegliarci la mattina, andare a fare beneficenza e andare comunque all'inferno. Possiamo decidere di non mentire e andare comunque all'inferno. Possiamo decidere di fare la cosa giusta al momento giusto e comunque andare all'inferno. Molte volte ci dimentichiamo perché Gesù è morto per noi. E molto probabilmente ci svegliamo la mattina oppure andiamo a dormire la sera e diciamo: ah, ma io sono perfetto, oggi non ho fatto nulla di sbagliato. Oggi mi sono alzato, sono andata a scuola, a lavoro, ho fatto tutte le cose perfette, sono tornata a casa, ho pure pulito casa, cioè sono la figlia perfetta per tutti, sono il top, sono il massimo del massimo. Perché non dovrei andare in paradiso? Vorrei che vi metteste davanti a uno specchio, con solo Dio al vostro fianco. Questo messaggio sarà abbastanza breve, perché vorrei soffermarmi soprattutto su questo versetto, su quello che Gesù ha detto ai 70. Vorrei adesso che voi chiudeste gli occhi, chiudete i vostri occhi. Immaginate come prima di trovarvi davanti a uno specchio, stanza buia, uno specchio grande, vi vedete per intero, ma non vi vedete soltanto dall'esterno, vi vedete anche voi stessi dentro, quello che avete fatto, quello che voi volete fare, e siete onesti con voi stessi. E ora, se hai tu trovato una sola cosa in cui hai sbagliato oggi, non serve essere qualche anno fa, oppure oggi, una singola cosa, come aver fatto cadere qualcosa per terra, una singola cosa, anche la più stupida, una sola cosa in cui hai sbagliato oggi, grave o non grave che sia, l'avete individuata, adesso aprite gli occhi. Voglio dirvi questa cosa: se siete riusciti a trovare una sola cosa in cui avete sbagliato oggi, complimenti. Perché complimenti, voglio congratularmi con voi. Perché? Se hai trovato una cosa soltanto sbagliata che hai fatto oggi, hai bisogno di Dio. E perché? Perché Lui ha già pagato per il tuo sbaglio di oggi, di tanto tempo fa, che molto probabilmente hai individuato nella tua testa e ti è sembrato, effettivamente ho sbagliato, verso magari una persona, e ti metti a immaginare: cavolo, ma quella persona magari ha anche ragione a non perdonarmi, cavolo, io l'ho fatta veramente grossa, cavolo, io continuo a ripetere questo sbaglio ogni giorno. Complimenti, hai bisogno di Dio. Ora immaginatevi una persona che molto probabilmente vi siete già immaginati nella vostra testa, quella piccola vocina che dice: io per lui non pagherei. Ha fatto un errore, è colpa sua. Quante volte noi diciamo questa cosa delle altre persone? Ah beh, ha fatto quello, io me ne lavo le mani, è suo l'errore, no mio. Giusto? Giusto? Ecco. E invece Dio che cosa dice? Quello che le altre persone dicono che tu hai sbagliato, che tu devi pagare le conseguenze. Io ho pagato per lui, e non ho pagato soltanto con moneta, ma io ho pagato con il mio sangue. Perché allora dovremmo rallegrarci, secondo quello che ha detto Gesù? Rallegratevi perché avete la vita e l'avete completamente gratuita. Per quello sbaglio enorme
che voi pensate, cavolo, sì, io ho fatto questa cosa di nuovo oggi, siamo sicuri veramente che sono una persona giusta? Sono una persona ok? Dio ha completamente, e ripeto, completamente pagato tutto. Ed è per quello che dobbiamo rallegrarci, non per le grandi opere, perché le grandi opere portano frutto in questa terra. Noi dobbiamo rallegrarci perché noi abbiamo il per sempre assieme a Dio. Dobbiamo rallegrarci perché noi abbiamo un Padre che ha pagato quando nessuno, e ripeto, nessuno voleva pagare per una persona come noi. Noi abbiamo la vita e adesso possiamo vivere, tu puoi vivere senza che nessuno ti punti il dito contro. Sì, ma tu hai fatto questa cosa tanti anni fa. Dio ha pagato con il sangue. Dio non ha pagato con la postepay, Dio non ha pagato con i 50, ha pagato con il suo sangue. Molte volte, ogni anno forse ci ricordiamo che Dio è morto per i nostri peccati, è risuscitato, ci ha lavato completamente da ogni peccato, ma credo che dobbiamo ricordarcelo molte più volte di soltanto una volta l'anno. Perché è per quel motivo che noi siamo salvati, è per questo che noi andiamo, che noi staremo con Lui per l'eternità. Non è perché noi siamo bravi, noi andiamo a portare fuori il cane ogni giorno, non è perché noi non rubiamo, non è perché noi facciamo le cose perfettine, cicicocò ogni giorno, no, è perché qualcuno ha pagato per il sangue quando nessuno voleva pagare per noi, perché noi eravamo sporcizia. Ricordatevi come, dove, anzi dovevate andare. Dobbiamo rallegrarci perché c'è qualcuno che ci ha amato così tanto, ma così tanto, che è morto per noi. Io non credo che nella mia mente adesso, ma dico a voi, nella nostra mente possiamo immaginare una persona in carne ed ossa che morirebbe per noi, ma non soltanto che morirebbe, punto, passerebbe tutto quello che ha passato Gesù per poi morire. Lui che è stato rinnegato più volte, che molte volte è rimasto da solo, lui ha deciso di pagare con il sangue. Voglio portarvi questo messaggio e adesso concludiamo, è stato un messaggio molto breve. Voglio concludere con una preghiera. Chiudiamo i nostri occhi e pensate così. Ripensate a quello che è stato detto oggi, il fatto che noi non siamo, il fatto che noi viviamo grazie a Lui. Ricordiamoci il fatto che Dio esiste e ci sta letteralmente dando un regalo. Lui ha già pagato tutto. Se non avevi mai sentito questa cosa, ora la sai, il Signore ti sta dicendo. Per quella cosa che tu pensavi di aver colpa, quel peso che ti tiri fuori, ti tieni dentro da anni, Lui ha già pagato. Non serve che tu faccia assolutamente nulla. Tu puoi vivere una vita senza rimorsi, senza preoccupazioni, puoi vivere una vita felice in Dio e ora tu lo sai e tu puoi dire: Signore, io voglio rallegrarmi, Padre, ogni giorno, alzarmi dal letto pieno di felicità, andare a letto, Padre, pieno di felicità, perché io so che tu hai pagato tutto e io non ho più niente da tener conto. Non ci serve
la potenza di spostare montagne, non ci serve sentire Dio che cambia a destra e a manca le persone per farci sentire con Lui, perché Lui lo dice già: io sono con te, io ti ho dato la vita eterna e ho pagato con il mio sangue. Per questo rallegriamoci, perché noi sappiamo che tramite questo gesto di amore noi siamo scritti nel libro della vita e passeremo l'eternità con Lui. Signore, ti ringrazio per questa sera, Padre. Io so che la mia parola non è andata a vuoto, Padre. Tu non lasci mai niente al caso. Tutto quello che noi facciamo per volontà Tua, Padre, non è un piede nell'acqua, un sasso tirato a caso, ma sappiamo, Padre, che il Tuo messaggio, Lui va sempre sempre nel punto giusto, Padre, va dritto al cuore. E io so che qualcuno oggi qua ha sentito che il messaggio era per lui, Padre. Il messaggio che noi non ci dobbiamo rallegrare per le grandi opere che noi faremo in questa terra, ma dobbiamo rallegrarci perché c'è qualcosa di molto più grande che ci aspetta dopo. C'è qualcosa di molto più grande, qualcosa di molto molto più bello, in cui dobbiamo rallegrarci per quello, Padre, perché noi sappiamo che un domani, quando tutto questo finirà, noi passeremo l'eternità con Te, Padre, senza problemi, senza angoscia, con un corpo completamente nuovo, Padre. E per questo noi sappiamo ora che dobbiamo rallegrarci per questo motivo, Padre. Nel nome santo di Gesù. Amen. Ok, allora oggi era l'ultima settimana, l'ultimo sabato che ci troviamo prima di ritrovarci la seconda settimana di settembre, ok? Quindi ci fermeremo per tutto il mese di agosto, la prima settimana di settembre, non dimenticatevi che c'è il campeggio e preparatevi perché il Signore vuole fare tante cose in mezzo a voi, ok? Andiamo in vacanza come culti dei giovani, adolescenti per adolescenti, ma il Signore non va in vacanza, quindi continuate a leggere la Bibbia, continuate a pregare e preparatevi per la prima settimana di settembre perché il Signore sarà lì con noi, ok? Saremo tutti insieme festeggiando l'opera del Signore in mezzo a noi, ok? Grazie, che il Signore vi benedica, potete adesso dividervi nei vostri